Siciliano tipo strano, mi spicchio la semenza, mi posso fare senza, ogni tanto mi arrabbio se mi scappa la pazienza. Siciliano tipo strano, domenica la messa, Don Vito mi confessa, perdona l'ubicato e comincia a da capo. Ignazio Siciliano tipo strano, con Gaspare Greco. che non è il vero nome di Gaspare Greco, giusto? Sì. Allora, Gaspare Greco fa parte dell'agenzia di Ancora Cinematografia. Sì. Cinematografica o cinematografia? Cinematografia. Cinematografica, dai, Dai. Attore, poi cabarettista. Cabarettista, Allora, un po' di commedia. Contaci qualche cosa, Teatro. vediamo. Vai. Allora, vi racconto una barzelletta di un ragazzo che è stato inchiuso nel Quanti anni ha manicomio. sto ragazzo? 30 anni. Minchia ragazzo. Ragazzo, mica Vabbè. è vecchio, sempre Fino a ragazzo. 60 anni Ha ragazzo. 60 anni ragazzo. Ah, via. Allora, lui era abituato che nel quartiere torturava tutte e faceva delle fionde su un beverage a tutto il vicinato. Allora, l'hanno inchiuso dopo un mese che pensavano che non era pazzo, l'hanno intervistato il direttore. Quando il direttore l'ha chiamato, dice: tu quando esci qua cosa fai? Dice: quando esco qua, c'è 30 anni, ci mettevo a sposare. Dice: poi ci metto su famiglia. E poi dice: poi farò dei figli. Dice: poi un giorno andrò nei cassetti di casa mia, andrò a fugare nella biancheria intima, prenderò tutto quello che c'ho nella biancheria, prendo l'elastico, faccio fionde su un poveggio. Dice: allora c'è ancora un guarito, portatelo di nuovo dentro, non può uscire. Dopo un mese lo richiamano e gli dice: quando esci qua cosa fai? Dice: quando esco qua cosa faccio? Dice: mi compro una moto. Dice: poi me ne vado a passeggiare e poi mi compro un'altra moto e faccio delle gare di motocicletta, della MotoGP. Dice: dopo prendo il copertone, li taglio con un coltello, prendo la camera d'aria, faccio le fionde e rompo i vetri. Dice: no, allora non è guarito, portatelo di nuovo dentro. Adesso, dopo 2 mesi lo portano di nuovo fuori. Allora il direttore gli dice: allora come stai? Dice: sto benissimo. Dice: e che pensi di fare? Dice: voglio uscire da qua immediatamente, voglio farmi una nuova vita, voglio stare bene, voglio creare la mia famiglia, voglio fare l'imprenditore. Dice: che tipo di imprenditore? Voglio fare l'imprenditore su abbigliamento, biancheria intima. Dice: dopo avere tanti figli con mia moglie, farmi una villa con piscina, tutto quello che si fa in gente comune. Gente comune, se tutti ce l'hanno. Dice: dopo ci farò un'altra fabbrica di elastici per fornire tutti quelli che hanno bisogno di elastici. E dopo ci farò un'altra bellissima fabbrica. Dice: quale? Ci farò una fabbrica di fionde. Dice: che deve fare? Dice: là gli vendo l'elastico, loro vendono le fionde, le vendiamo a tutta la città e rompiamo tutti i vetri di tutta la città. Brava Grazie. È stata una lunghina, però è bellissima. Io non ho mai sentito questa barzelletta. Vero? Vero. Ah, grazie a Gaspare Questa è una Greco. barzelletta abbastanza vecchia. Sì. Non la sanno poche persone. Intimi la sa. Intime. Allora, grazie a Gaspare Greco, da Ignazio Siciliano di Postrano e Gaspare Greco. Ciao ragazzi, Ciao. grazie. Ciao. Siciliano tipo strano, mi spicchio la semenza, mi posso fare senza, ogni tanto mi arrabbio se mi scappa la pazienza. Siciliano tipo strano, domenica la messa, Don Vito mi confessa, perdona l'ubicato e comincia a da capo.